Carro allegorico Ludisarmo. Prova, va bene? Signore e signori, buonasera, un caloroso buonasera a tutti i componenti del carro Ludisarmo generale. Un calorosissimo buonasera a tutto questo meraviglioso pubblico che si vede da qua e anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando attraverso la televisione. E a tutti quelli che non sono qua presenti perché non possono essere presenti, come gli ammalati, eccetera, eccetera. Prima di incominciare vorrei portare un calorosissimo ringraziamento al Comitato Provinciale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport di Agrigento per averci fatto pervenire tramite un suo emissario questa coppa e questo biglietto in cui c'è scritto queste precise parole: il Comitato Provinciale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport di Agrigento al carro allegorico Ludisarmo generale per il contributo alla pace in questo momento delicato e per i rapporti tra i paesi del Mediterraneo. E ora andiamo a cominciare. Carro allegorico Ludisarmo generale, soggetto ai versi di Filippo Marchese, arrangiamenti musicali e inno di Emanuele Scaduto. Il carro è stato realizzato da Antonino Bivona con la collaborazione di Damiano Bivona, Accusio Ribecca, Salvatore Cassarino, Calogero Graffeo, Andrea Pitti, Salvatore Galluzzo, Angelo Licata, partecipazione straordinaria di Pippo Prestia e Guglielmo Canino. Un particolare ringraziamento a Fifo Cannello per la verniciatura. Illuminazione di Alfredo Casamassimo e figlio. Il gruppo delle colombe è stato organizzato dalla maestra di danza classica Francesca Licata con l'aiuto del signor Marinello e di Enzo Bivona. Il trattore è stato offerto dalla ditta Greco di Agrigento. Un ringraziamento al nostro trattorista Melchiorre Cucchiara. Il rimorchio dalla ditta Scava e Movimento Terra Tarantino. Organizzazione generale di questo carro di Stefano Pitti. Auguriamo a tutti un buon divertimento, un buon carnevale per questo e per tutti quelli che verranno a Sciacca. Ora che tutta